60% dei voti, ma li ha conquistati anche lui sulla base di alcune promesse. Alla prime prove dei fatti non c'è un risultato che gli è andato bene. Dovevano arrivare le Olimpiadi a Venezia, l'unica candidatura per l'Italia è Roma. Dovevano arrivare a Cortina i mondiali, anche come riparazione rispetto al fatto delle Olimpiadi, e se ne sono andate fuggite verso Bale. Dovevano arrivare fondi e risorse del CIPE per garantire le infrastrutture fondamentali, i treni, la questione dell'alta velocità, la questione del sistema metropolitano ferroviario regionale. Nel Veneto sono arrivati 0 euro. Una parte sono stati assorbiti dall'Expo di Milano e una parte delle risorse sono andate a finire lì, le altre sono state distribuite in tutte le regioni d'Italia, fuorché nel Veneto. Doveva arrivare come ultima risorsa, come ultima possibilità, per carità non sarebbe stato tanto interessante dal punto di vista economico, Miss Italia a Jesolo. Miss Italia se ne resta a Salsomaggiore, neanche il concorso di Miss Italia è riuscito a portare. Nella finanziaria, nella manovra economica, tra i 20 comuni più tagliati in Italia ce ne sono 12 del Veneto. E allora ci siamo illuminati, abbiamo finalmente capito cosa significava quello slogan. Prima il Veneto, prima per comuni tagliati, primo per la perdita dei finanziamenti ai fondi CIPE, primo per non contare a Roma. Questa è la realtà, questo. E di che cosa si sta occupando il nostro Presidente della Regione? Mi piace chiamarlo Presidente, i governatori sono una cosa seria, sono un'altra cosa. Presidente della Regione, sapete di cosa si sta occupando? Si sta occupando di andare a inaugurare, l'ho già ricordato l'altra sera ma voglio precisarlo, a inaugurare non l'inizio dei lavori o la fine dei lavori, ma i 2/3, perché adesso si inaugurano anche i 2/3, non ci limitiamo più a inaugurare l'inizio dei lavori e la fine, i 2/3 del Mose. Un'opera importante per Venezia. Ci va con 3 elicotteri e 2 motonavi che paghiamo noi ovviamente, per inaugurare i 2/3 del Mose. Ma la beffa più grande è che la Lega Nord a Venezia sul Mose ha sempre votato contro, e quindi lui va a far finta di inaugurare non si capisce che cosa, un'opera che non è arrivata al termine, contro la quale la Lega Nord ha sempre votato contro. Che cosa fa inoltre il Presidente Zaia? Si occupa dell'inno di Mameli, dell'inno d'Italia. Queste, guardate, in politica si chiamano armi di distrazione di massa. Siccome non ho nulla di cui parlare concretamente, di cose concrete che ho fatto, che ho realizzato, guardate che aveva detto in campagna elettorale che in 100 giorni avrebbe rivoluzionato, la rivoluzione partiva dal Veneto. I 100 giorni mancano 2 o 3 settimane, non so se ha in serbo qualche altra uscita pubblicitaria tipo quelle che ha fatto, ma finora l'unica cosa che è cambiata è il compenso del portavoce del Presidente. Prima era 100.000 euro circa, adesso costa al contribuente 160.000 euro il portavoce del Presidente della Regione